Ha avuto un incidente e da quel giorno sono cominciate le sue difficoltà motorie, usava le stampelle per spostarsi e gli ultimi anni erano diventati un vero e proprio calvario tra visite mediche, ospedali, una situazione che nel pomeriggio di ieri è diventata insostenibile per un 53enne che ha deciso di dire addio alla vita. L'uomo ha ingerito un mix di antidolorifici e antidepressivi, nel suo computer ha lasciato un messaggio spiegando che la situazione si era fatta insostenibile senza quella pensione di invalidità che ormai da troppo tempo attendeva. L'uomo viveva con la madre ed è stata la donna a trovarlo privo di vita e a dare l'allarme. I vicini di casa lo descrivono come una persona riservata e gentile, ma anche la comunità moglianese è scossa, tanto che il sindaco ha lanciato un vero e proprio appello a chi si trova in difficoltà. Purtroppo viviamo in un momento storico molto difficile da un punto di vista economico e conseguentemente anche sociale. Un appello ai cittadini, ai familiari di chi si trova in particolari difficoltà a uscire dall'isolamento. Toccherà ora ai carabinieri ricostruire cosa sia accaduto. Cercherò di capire cosa è successo, chi era e soprattutto anche di contattare la famiglia per capire se si può comunque dare una mano alla famiglia. La magistratura ha già escluso la responsabilità di terzi e nelle prossime ore il pubblico ministero firmerà il nulla osta per la sepoltura.